esprimo i complimenti per i due che sono stati premiati, che hanno espresso un lavoro di qualità, il Folloni e la Sbrizza, che hanno avuto la giudicazione del secondo premio e del terzo previsto nel bando, perché purtroppo, lo sottolineo in maniera preoccupata, il riscontro alle motivazioni per cui avevamo fatto il bando non è stato del tutto colpito e centrato. C'era un interesse a sottolineare anche fatti e atti che nel 50 anni della Regione erano stati così ritenuti di attenzione e quindi anche di proposta per il futuro. Il primo premio non ha avuto questo esito, mentre il secondo sulle politiche o sulle azioni di politica internazionale c'è stata un'analisi storica e anche un'analisi critica propositiva perché le regioni possano nel tempo dovuto acquisire competenze per istituire o iniziare a coltivare rapporti anche con altre realtà regionali della comunità europea e non solo. Ma questo è tutto un percorso e un cammino che deve essere fatto, sancito anche e riconosciuto dallo Stato italiano, che deve riconoscere le competenze specifiche. Mentre l'altra tesi sulle realtà della forestazione nella nostra realtà veneta, anche qua c'è stata un'analisi piuttosto completa storica e anche delle valutazioni attuali perché possa essere mantenuto questo istituto della salvaguardia di usi territoriali su particolari realtà della nostra regione che vale la pena di non lasciare nel dimenticatoio. Effettivamente nella legislazione della Regione ci sono argomenti che hanno avuto dibattiti molto corposi, ricerche molto importanti per arrivare al prodotto legge e un impegno notevole che aveva anche un riferimento diciamo di tipo politico, è inevitabile, però aveva anche un impegno, un significato soprattutto istituzionale. Io ho riscontrato, io sono rimasto per molti anni qui a fare questo mestiere e ho sempre sottolineata la professionalità con la quale gli argomenti venivano diciamo legiferati. Io ne cito tre che sono quelli: la sanità, l'assetto del territorio, i trasporti, anche quattro, l'agricoltura, quelli che comportano competenze ormai esclusivamente della Unione Europea e delle regioni, quindi è diventato un argomento estremamente importante. È stato fatto su queste materie un lavoro importante. In sede di bando di questi argomenti non è arrivato niente. Sottolineo con dispiacere questo esito, senza nulla togliere peraltro ai due premi che sono stati assegnati, perché viene riconosciuto un buon livello di ricerca. Oltre 50 anni di vita di una regione efficiente e 11 legislature dove si è costruito il fenomeno economico, sociale della regione del Veneto, una regione che negli anni 70 era una regione sostanzialmente povera, che ha visto una grande crescita della propria economia, diventando un modello a livello nazionale ed internazionale, ma poi è una regione che ha permesso ai vari settori di crescere. Pensiamo solamente a tutto il settore industriale, il settore della sanità. Oggi il modello sanitario, l'abbiamo visto anche durante questa pandemia,
pandemia è uno dei modelli migliori, il sistema agricolo, il sistema culturale, il sistema della formazione professionale. Insomma, in queste 11 legislature si è fatto veramente un grande lavoro per mettere le basi alla società per una grande crescita che oggi permette al Veneto di essere ancora una delle regioni trainanti e nonostante il periodo della pandemia, ricordiamocelo, siamo la regione con minor tasso di disoccupazione e con delle previsioni di crescita maggiori a livello nazionale. Sì, poi quello che noi punteremo nei prossimi anni sarà far sempre più delle borse di studio, degli stage anche qui in Consiglio regionale per avvicinare i giovani laureati alle istituzioni. La pubblica amministrazione ha bisogno di freschezza, di dinamicità, ha bisogno proprio dell'ingresso di nuove forze e quindi cercheremo sempre più di attirare queste potenzialità che sono presenti sul territorio veneto all'interno della nostra pubblica amministrazione.